A Portovecchio invece, il Portogruaro, oltre 600 persone hanno accolto ieri sera il governatore del Veneto Giancarlo Galan, giunto a sostenere in questa camminata elettorale Angelo Tabaro, che è il candidato al sindaco di Portogruaro. Non sono mancate le critiche del presidente del Veneto, del governatore, all'UDC, perché in questo caso rispetto al Friuli Venezia Giulia l'UDC, come ben sapete, a Portogruaro voleva accasarsi assieme alla PDL, alla Lega Nord, alla lista civica, ma ha avuto il niet arrivato dalla direzione regionale e tra l'altro è stata anche la sede portogruarese commissariata. Andiamo dunque con il servizio dal Veneto. La vostra è un'amicizia che dura da molti anni? È da 15, quando io l'ho conosciuto, ed era fra i dirigenti della regione il più colto, il più raffinato, il più innovativo, uno dei più bravi, insomma, per non far torto agli altri. Era uno che aveva una magica capacità di prendere tutti i fondi, i finanziamenti europei che venivano messi a disposizione. Insomma, da lì, dalla stima, si è passati a un'amicizia solida. Ecco, nel suo intervento lei ha fatto riferimento a una provincia imbarazzante. Sì, perché quando nonostante tutto, nonostante il disfacimento della sinistra, nonostante l'incapacità a governare, ma anche nelle piccole cose, questa provincia è sempre rimasta saldamente nelle mani della sinistra. Questo io trovo che sia imbarazzante, anche perché francamente non credo che siano molti i casi di questo tipo. Forse bisogna andare in Emilia, in Toscana, nelle zone rosse, non certo in Veneto. No, Presidente, restiamo nel Veneto, perché nella casella dei partiti che appoggiano Tabaro manca l'UDC, che comunque governa assieme alla PDL la Regione Veneto. Lo sapevo che la provocazione sarebbe arrivata, la accolgo subito. Il comportamento dell'UDC è indecente, in questo caso è stato veramente indecente, frutto di piccole meschinerie personali e non di un ragionamento politico più ampio. Ha ragione Stival, per un comportamento di questo genere, per aver fatto una lista oltretutto con un solo candidato dell'UDC, perché tutti gli altri uomini dell'UDC stanno con Angelo Tabaro, meriterebbero di essere cacciati fuori dalle amministrazioni in cui governa. Ma lei ci sta dicendo allora che dopo il 7 giugno forse ci sarà un rimpasto nella giunta regionale? No, non sto dicendo questo, perché io sono abituato a rispettare la volontà degli elettori, e gli elettori quella volta hanno eletto questa coalizione e l'UDC a livello di Regione Veneto si è comportata con lealtà. Forse sono certi esponenti dell'UDC che andrebbero cacciati a calci nel sedere. Più chiaro di così Magalan è sempre stato chiarissimo, e non ha mandato a dire nemmeno ai suoi stessi diciamo così, appartenenti al partito.